Divampa un nuovo focolaio dall'incendio già domato alla pineta di Bibbione, colonna di fumo alta 5 metri sul posto, vigili del fuoco, 2 elicotteri della Protezione Civile regionale. Crollo sulla Marmolada, è il momento dell'addio alle vittime, si stanno fissando le date dei funerali, i comuni si preparano al lutto cittadino, intanto sul ghiacciaio sono ripresi i monitoraggi con i droni. Ancora un incidente mortale all'Alba, a San Pietro in Gu, lungo la Postumia, morti 2 uomini, si tratta di un cittadino ghanese e un cittadino indiano dipendenti di una cooperativa. Rapina a mano armata alle 8 del mattino alla banca di credito cooperativo di Reschigliano, bandito con la pistola si fa consegnare il denaro dalla guardia, portavalori, poi la fuga. La crisi del governo, imprenditori a sostegno dei sindaci nell'appello al Draghi bis, si rischia una situazione devastante, dicono l'occupazione è già in calo, un'azienda artigiana su 5 a rischio fallimento. Scoperto dai carabinieri un asilo aperto senza le necessarie autorizzazioni da 2 coniugi di Caldogno, ospitavano fino a 40 bambini. La storia di Giulia, una ragazza di 14 anni di Marcon con un ritardo mentale senza vista a causa di una leggerezza commessa quando è nata nel 2007, ora l'odissea per costruirle una casa. Vicenza, si concluderanno entro agosto i lavori di rifacimento del tetto dell'ala ottocentesca di Palazzo Chiericati, uno dei cantieri aperti più importanti della città. TG Veneto, buonasera, ben ritrovati. Partiamo da Bibbione, si è riacceso il rogo che ha incendiato la pineta, 44 ettari, era ancora a sabato, oggi in azione per tutto il giorno 2 elicotteri della Protezione Civile del Veneto. Allora andiamo subito in apertura a Bibbione. Bibbione continua a bruciare. Questa tarda mattinata si è riattivato un focolaio dell'incendio che lo scorso venerdì 15 luglio aveva distrutto una ventina di ettari di pineta nella spiaggia di Bibbione a ridosso del faro. Sul posto sono intervenuti nuovamente i vigili del fuoco di Portogruaro, Mestre e Latisana, mentre dall'alto sta operando un elicottero della Regione Veneto. Al momento non si registrano feriti. Grazie anche all'intervento anche della Regione Veneto, nella fattispecie dell'assessore Botaccini, sono attivati anche 2 elicotteri perché essendo i pini molto alti, questi pochi esemplari di pini che avevano preso fuoco, si era necessario comunque colpire dall'alto, diciamo con l'acqua, e spegnere dall'alto l'intervento. La siccità del mese di luglio sta sicuramente contribuendo a riattivare i focolai sparsi sotto chioma e la presenza di bracci e tronchi roventi che richiedono un monitoraggio continuo che andrà avanti per tutta la settimana, sia di giorno che di notte. Si stima che l'incendio di questa mattina abbia interessato un'area di 12 ettari di terreno. Grazie anche qui alla Regione Veneto sono partiti i lavori per la sistemazione del pontile che dovrebbe completarsi alla volta di giovedì, venerdì, insomma, ecco. E adesso c'è comunque una presenza di monitoraggio per evitare che possano esserci ulteriori effetti negativi, insomma, ecco, questo è quello che stiamo cercando di fare. Quindi appena si vede del fumo intervengono più facilmente. Crollo una parte del ghiacciaio della Marmolada, è il momento dell'addio alle vittime, si stanno fissando in queste ore le date dei funerali di una delle più grandi tragedie della montagna, i comuni si preparano al lutto cittadino. Dopo il nulla osta della Procura di Trento è il momento dell'addio alle vittime della tragedia della Marmolada. Mercoledì alle 10 attiene l'ultimo saluto a Tommaso Carollo, 48 anni. Alla stessa ora, sempre mercoledì a Isola Vicentina, verrà celebrato il funerale di Filippo Bari, 27 anni. A Barbarano Mossano, giovedì alle 9, l'addio a Nicolò Zavatta, 22 anni, il più giovane degli alpinisti travolti dal crollo. E mercoledì alle 16 al Duomo di Valdagno l'addio a Paolo Dani. Nelle prossime ore si conosceranno le date delle esequie e delle altre vittime venete dell'impressionante crollo del ghiacciaio. Le amministrazioni comunali si stanno organizzando per proclamare i lutti cittadini. Verrà probabilmente celebrato a Canazei e con una messa in suffragio a Montebelluna il funerale di Gianfranco Gallina, 36 anni, e della compagna Emanuela Piran, 33 anni, bassanese. La coppia si era trasferita a Casella d'Asolo. Da parte nostra sarà un addio carico di dolore e di cordoglio per le vittime venete come per tutti
tutti gli altri, scrive il presidente della regione Zaia. Si rinnoverà il forte sentimento di vicinanza alle famiglie mai sopito nei giorni dopo la tragedia, mentre verrà dato l'ultimo saluto a persone amanti della montagna che rimarranno nei nostri cuori come le vittime di una delle più grandi tragedie della storia dei nostri monti, conclude Zaia. Intanto sul ghiacciaio, dopo l'allerta lanciata ieri dal rifugista del Marmolada con l'apertura del grande crepaccio, è scattata l'attività di monitoraggio. È stata notata una frattura nel ghiacciaio in destra orografica rispetto alla calotta che è crollata i giorni scorsi, e una frattura che c'è sempre stata ma che forse in effetti è più larga del solito, ed è stata soprattutto notata una grande quantità di acqua che entra in questo crepaccio. E la temperatura era molto alta, era sui 16 gradi in quel momento a quella quota. Monitoraggio che continua con i droni. Al momento non abbiamo grandi evidenze di spostamenti, se non appunto del crepaccio, che da ieri a oggi sembra leggermente aumentato di dimensioni. Questo grazie al volo di stamattina che ha portato in quota sulla cima in sicurezza una squadra con i droni che stanno adesso facendo un rilievo completo della frattura. Giovedì invece alle ore 10 in Duomo a Cittadella saranno celebrati i funerali di Erika Campagnaro e Davide Miotti, due coniugi di Cittadella morti nella tragedia della Marmolada. È un aggiornamento degli ultimi minuti. Ancora un incidente mortale, restiamo nel Padovano, siamo a San Pietro in Gu, lungo la Postumia sono morti due uomini, un cittadino ghanese e un cittadino indiano. Ancora due morti lungo la strada Postumia 53, un'estate maledetta per questo tratto di strada che collega la provincia di Vicenza con l'Alta Padovana. Lo schianto all'alba, proprio vicino alla stazione ferroviaria di San Pietro in Gu. Le vittime sono due uomini di 28 e 36 anni, stranieri, viaggiavano in un furgoncino che si è scontrato contro un camion. La dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Secondo una prima ricostruzione sembra che la vettura con a bordo le due vittime stesse effettuando una manovra di sorpasso di un mezzo pesante. Nella fase di rientro, nella carreggiata, si è scontrato lateralmente con un altro camion che invece stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. L'urto ha fatto sbalzare il piccolo furgone a bordo strada. Per l'autista e il passeggero l'impatto è stato fatale. I corpi sono stati estratti dalle lamiere dei vigili del fuoco, mentre i medici del 118 hanno constatato il decesso. All'origine dell'impatto forse un colpo di sonno, un malore dell'autista o l'alta velocità. La testimonianza dell'autista del mezzo pesante sarà ascoltata dai carabinieri. Il camionista trevigiano, dipendente di un'azienda di Conegliano, ha detto di aver visto il furgoncino arrivare da Vicenza e di aver cercato di rallentare per consentire di eseguire il sorpasso. 2 mesi fa, lungo la Postumia 53, sempre a San Pietro in Gu, erano morti 5 lavoratori nordafricani di rientro da una giornata sui campi. Una settimana fa, invece, a Bolzano Vicentino, lo schianto fatale che ha provocato la morte di Chelsea Morsoletto, 20enne di Grantorto. Il sindaco di San Pietro in Gu si appella alla prudenza degli automobilisti. La manutenzione stradale è stata fatta, stiamo pensando di trovare delle soluzioni che possano implementare la sicurezza, però non è semplice perché ci vuole il tempo, bisogna fare delle progettazioni e quindi principalmente dipende dalla coscienza di ciascuno di noi quando si mette alla guida, si mette al volante e deve ragionare su quello che fa. Quindi il massimo rispetto delle norme, rispetto della legge, rispetto dei limiti di velocità e di tutta la segnaletica. Potrebbe essere svolta l'autopsia sul corpo della piccola Yakut, la bambina marocchina trovata morta in un canale nel Padovano. La procura indaga i genitori per omicidio colposo. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della piccola Yakut, la bimba di 2 anni morta sabato pomeriggio dopo essere caduta in un canale nelle campagne di Stanghella. La procura di Rovigo ha aperto un'inchiesta disposta all'autopsia sul corpicino della bimba che ad agosto avrebbe compiuto 3 anni. L'incarico potrebbe essere già affidato in giornata. I carabinieri stanno ricostruendo gli ultimi istanti di vita della bambina, sfuggita alle attenzioni dei familiari mentre stava giocando con degli amichetti. Secondo i primi accertamenti medico-legali, Yakut sarebbe morta per annegamento. Il suo corpicino è stato ritrovato riverso nell'acqua del canale che corre parallelo lungo il Gorzone a circa 200 metri dall'abitazione dove si trovavano i genitori.
La piccola con la famiglia abitava a Mestre e sabato pomeriggio era andata a trovare dei connazionali che vivono in via Canaletta a Stanghella. I bimbi stavano giocando poco lontano dai genitori. Verso le 17:30 l'allarme, nessuno vede più Yakut. Dopo 10 minuti di ricerche la famiglia allerta i carabinieri, arrivano anche i vigili del fuoco. Dopo 2 ore di ricerche le speranze svaniscono. Intorno alle 19:30 il corpicino della piccola viene visto affiorare dalle acque del canale. Abdelkaim Affan, 44 anni, il papà e la mamma Fatima Affan di 29 sono stati ascoltati dai carabinieri. La procura ha aperto un fascicolo con l'accusa di omicidio colposo. Al momento un atto dovuto per compiere tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica di una tragedia che ha distrutto una famiglia. Ancora a Padova con una rapina a Portavalori, siamo a Campo d'Arsego, banditi in fuga con un ingente bottino. Hanno aspettato l'arrivo del furgone portavalori e appena la guardia giurata è scesa per consegnare il denaro alla banca, uno dei banditi ha puntato la pistola e si è fatto consegnare il denaro. Rapina a mano armata questa mattina alle 8 alla banca di credito cooperativo di via Lovati a Reschigliano di Campodarsego. 2 banditi con il volto coperto sono entrati in azione a colpo sicuro. In pochi minuti si sono fatti consegnare il denaro e poi sono scappati. Un bandito ha agito mentre l'altro aspettava in macchina. Le guardie giurate non hanno posto resistenza e hanno subito allertato i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere della banca e stanno indagando. Al momento non è ancora stimato il bottino, ma si presume sia di diverse migliaia di euro. Sono in corso poste di blocco per rintracciare l'auto dei rapinatori. A Vicenza ora, dove nella notte è stata rapinata una donna sotto la minaccia della pistola, i poliziotti rintracciano l'aggressore e recuperano borsa e documenti. Rapina una donna, la minaccia con una pistola e le porta via la borsa, ma poco dopo viene identificato e fermato dalla polizia e trasferito nel carcere di Vicenza. È accaduto all'alba in via Meschinelli, dove una donna chiede aiuto ai poliziotti delle volanti. Ferita alla testa e rapinata, mentre viene soccorsa, alcuni agenti trovano poco lontano la borsa, svuotata di documenti e denaro. Un cittadino si avvicina e racconta di aver incrociato un uomo in fuga che impugnava una pistola. Grazie alle immagini registrate dall'autovettura del testimone, i poliziotti riconoscono un 26enne romeno già ben noto alle forze dell'ordine e vanno subito a casa sua, dove durante una perquisizione trovano la pistola, in realtà un'arma giocattolo ma priva del tappo rosso, e poi i documenti della vittima e i vestiti indossati durante l'aggressione. E così il pubblico ministero dispone il fermo dell'uomo per rapina aggravata e il trasferimento in carcere a Vicenza. Un quarantenne di Vigonovo è stato arrestato dalle Fiamme Gialle di Venezia. Aveva in casa, pensate, 3.000 piante di marijuana. Oltre 3.000 piante di marijuana, 65 kg pronti per lo smercio, 48 nascosti in buste sottovuoto e 800 grammi di hashish già confezionato in ovuli. La Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato in flagranza un quarantenne sospettato di gestire una piantagione di marijuana a Vigonza nel Padovano, in un campo che costeggia l'autostrada A4 Venezia-Milano. Tutto è iniziato dai controlli periodici sui corrieri espressi che operano all'aeroporto Marco Polo. In particolare, nel corso della verifica di una spedizione destinata a un italiano residente a Padova, sono state individuate 2 distinte confezioni di celofan trasparente termosaldate e sottovuoto contenenti semi di cannabis. I militari hanno accertato come l'uomo a inizio marzo avesse affittato un fondo agricolo nel comune di Vigonza per una superficie di 25.000 metri quadri e le attività di osservazione e pedinamento hanno permesso di trovare il luogo, verificando la presenza di migliaia di piante a diverso stato di maturazione con tanto di articolato sistema di irrigazione. Al momento dell'irruzione, il quarantenne stava trasportando alcune piante estirpate dal terreno nel magazzino per procedere alla relativa lavorazione. Tutte le piante di canapa, una volta sottoposte a lavorazione, avrebbero prodotto circa 500 grammi di marijuana per arbusto, per un controvalore sul mercato al dettaglio di circa 2 milioni di euro. Il quarantenne è stato portato in carcere a Vicenza. La crisi di governo e gli imprenditori trevigiani a sostegno dei sindaci nell'appello al Draghi bis. I dati dicono anche che l'occupazione è già in calo del 3%.
In questi giorni ho ricevuto tanti messaggi, tante telefonate di imprenditori veramente preoccupati, sottolineando come in questo momento noi non possiamo permetterci una crisi di governo, in questo momento non possiamo permetterci di avere una mancanza di leadership perdendo il primo ministro Draghi. Quindi c'è grande preoccupazione da parte del mondo delle imprese. Mondo economico con il fiato sospeso, imprenditori tra i primi firmatari all'appello a Mario Draghi a non lasciare, l'economia non se lo potrebbe permettere. Fa eco alle parole del presidente degli industriali trevigiani Leopoldo Destro, anche il leader di Bottega, patron dell'omonima azienda alle porte di Treviso, che parla di effetti potenzialmente devastanti, dallo spread che salendo aumenterebbe le uscite dello Stato per interessi al costo del denaro che aumenterebbe allo stesso modo presso le banche, con il conseguente rialzo dei mutui e del leasing. Tutto questo, chiarisce Bottega, si ripercuoterebbe sugli aumenti di prezzo, sulle possibilità di investimento e quindi sull'occupazione. Una previsione anticipata dagli ultimi dati di Veneto Lavoro, che vedono una contrazione dell'occupazione dopo il saldo positivo del primo trimestre già del 3%. Il fatto aggrava una appunto situazione difficile per le imprese, un'inflazione che sta erodendo molto il potere d'acquisto delle famiglie, una crisi energetica che è in corso da diversi mesi e che porterà l'anno 2022 ad essere l'anno record come bolletta di spesa sia di famiglie che di imprese. Si stimano che saranno di più 32 miliardi il costo dell'energia e del gas per il sistema Italia. Già lo spread oggi è molto alto, non oso immaginare cosa possa succedere se questo governo non può continuare la sua opera. Una preoccupazione che gli industriali condividono con il mondo artigiano, che in più sconta l'incertezza legata al rifinanziamento del bonus 110, con una fetta consistente di imprese a rischio fallimento. Sulle 100 imprese noi sappiamo che oggi 20 sono, ma potrebbero essere 50, capisci? Quindi la questione è drammatica. Sono centinaia, spiega Sartori, presidente del mandamento di Oderzo e Motta di Livenza, in attesa di risposte. Perché l'impresa che ha fatto il lavoro per 200-300 mila euro ha i materiali da pagare, i dipendenti da pagare, l'IVA da versare, ci vuole un governo che decida domani mattina cosa devono fare, cosa possono e devono fare le banche, come si possono comportare gli artigiani, le imprese che hanno in pancia questi crediti. Il rischio è il fallimento. Torniamo a parlare di siccità che mette a rischio, siamo a Padova, anche il funzionamento dell'inceneritore. Canali padovani sempre più in secca, la siccità ora minaccia anche la gestione dei rifiuti cittadini. Se la situazione del Piovego e del Bacchiglione infatti non migliorerà nelle prossime settimane, il comune di Padova dovrà adottare nuove misure per contenere l'impiego dell'acqua e questo potrebbe avere conseguenze proprio sul funzionamento dell'inceneritore di San Lazzaro. Stiamo monitorando il livello dell'acqua anche sul canale San Gregorio Piovego, canali che danno approvvigionamento di acqua all'inceneritore per il raffreddamento del sistema di incenerimento. Ad oggi c'è ancora acqua. Se però nei prossimi giorni continuerà a non piovere, bisognerà spegnere l'inceneritore e attuare delle politiche di emergenza per i rifiuti, ovvero portarli in discarica a Sant'Urbano. I livelli di acqua si sono ulteriormente abbassati, come testimonia la situazione del tronco maestro del Bacchiglione, che si è ridotto ulteriormente creando una spiaggetta di fango. Sempre meno fauna è rimasto in questo angolo della città, di solito popolato anche di anatre e oche. Prosegue l'azione del comune e della polizia provinciale che stanno togliendo i pesci dal canale per evitarne la morte per mancanza di ossigeno. Con gli altri enti siamo in costante aggiornamento perché la situazione di secca è così grave che abbiamo capito che anche se nei prossimi giorni pioverà ci sarà un po' di ossigeno, ma ci vorrà un lungo periodo per poter uscire effettivamente da questa emergenza. Per cui anche in questi giorni, dopo che le piogge di 10 giorni fa hanno dato un po' di ossigeno, abbiamo continuato in questa attività di monitoraggio e spostamento perché sapevamo che prima o poi si sarebbe tornati in una situazione come questa. Vi raccontiamo ora la storia di Giulia, una ragazza cieca e con ritardo mentale a causa di una leggerezza commessa quando è nata nel 2007. Ora la famiglia sta lottando per un risarcimento. Lascia il gioco se non vuoi giocare, vieni al computer ad ascoltare la musica.
Bravissima Giulia, brava! Lei è Giulia, 14enne non vedente con un grave ritardo mentale. È nata prematuramente con un parto gemellare nell'ospedale di Campo San Piero, ma mentre per la sorella non ci sono state particolari conseguenze, per lei che vive a Marcon con mamma, papà, 2 sorelle e i nonni, è andata peggio a causa di una gestione superficiale, spiega il legale di famiglia, da parte della struttura ospedaliera. Si doveva evitarlo e questo l'hanno detto sia il Tribunale che la Corte d'Appello. Accade un fenomeno che è estremamente noto, che si chiama ROP, cioè una patologia della retina. Se non trova più l'ossigeno con cui si era drogata nelle settimane precedenti, comincia a cercarlo e quindi emette delle sorte di villi arteriosi per cercare sul fundus dell'occhio più sangue per avere più ossigeno. Con quello si accartoccia. Ma, spiega l'avvocato, i medici avrebbero sospeso i controlli oculistici dopo 3 settimane e alla quarta, all'ospedale di Padova, per altre motivazioni, si sono accorti che Giulia aveva perso la vista e non c'era più nulla da fare. A quel punto è stato chiesto e ottenuto un risarcimento. Abbiamo vinto in primo grado ottenendo un risarcimento di circa 1,2 milioni. In secondo grado siamo arrivati a 1,5 milioni più altri accessori per la sorella e per i genitori. E adesso abbiamo fatto ricorso per Cassazione e confidiamo di ottenere un risarcimento più serio. L'obiettivo della famiglia, in attesa dell'ok dal Tribunale di Venezia, è quello di costruire con questo denaro una casa su misura per Giulia, in modo che possa usufruirne anche quando mamma e papà, originario di Arcade nel Trevigiano, non ci saranno più. Il nostro obiettivo primario intanto per il futuro della bambina, per costruire questa abitazione in modo che lei sia su tutto un piano, invece adesso abitando con i nonni è una casa a 3 piani, è molto pericolosa per la bambina, perché adesso già è grandina, comincia ad alzarsi di notte, comincia ad alzarsi anche di giorno da sola e venendo giù per le scale è un grosso problema per noi. Con l'arrivo di Giulia, la vita di ognuno, nonni materni compresi, è stata stravolta. Vivere e gestire le spese, soprattutto sanitarie, con un solo stipendio non è facile. Quando è sera, mia figlia non c'è più con la testa. Noi nonni, finché possiamo, gli stiamo dietro anche a lei, però dopo non ce la facciamo perché loro hanno bisogno della loro dimensione, hanno bisogno di vivere in un'altra dimensione. E la Giulia, come ha detto il papà, è un angelo e vuole le cose sue. È una bambina che gliela vorrei far sentire cantare. Ci spostiamo a Caldogno, è stato scoperto un asilo nido abusivo, pensate, gestiva oltre 40 bambini. Dopo una lunga indagine e molti appostamenti, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza hanno scoperto un asilo nido che sarebbe stato aperto senza le necessarie autorizzazioni da 2 coniugi di Caldogno e che ospitava fino a 40 bambini dai 3 mesi ai 3 anni con personale irregolare. Dalle indagini coordinate dal sostituto procuratore di Vicenza, Angelo Parisi, sarebbe emersa la mancanza di alcuni requisiti previsti per aprire strutture per l'infanzia, come la SCIA da depositare al Comune, l'iscrizione negli elenchi della Regione Veneto e l'assenza di qualifica di educatore da parte dei gestori. Con il pagamento di una retta mensile non inferiore a 250 euro, i bambini venivano presi in carico con orario variabile in base alle esigenze dei genitori. I militari hanno eseguito il sequestro preventivo della struttura e hanno denunciato i coniugi per esercizio abusivo di professione. Si concluderanno entro agosto i lavori di rifacimento del tetto dell'ala ottocentesca di Palazzo Chiericati, uno dei cantieri aperti più importanti della città. È uno dei cantieri della città più importanti, sia per la cifra impegnata, almeno 1.750.000 euro, che potrebbero anche diventare di più per l'aumento dei costi di tutti i cantieri edili, sia per i contenuti culturali,
Parliamo del restauro, in particolare del rifacimento del tetto, dell'ala ottocentesca di Palazzo Chiericati, un edificio progettato da Andrea Palladio, costruito nel 600 e nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Nel post-emergenza pandemia sta tornando con importanti numeri di visitatori al periodo pre-pandemico e quindi dà grande soddisfazione. È un lavoro che ha avuto delle complessità, aumento prezzi, Covid, la scoperta di alcuni punti che sono stati oggetto di analisi da parte della soprintendenza, quindi ha un po' ritardato i lavori. La copertura, realizzata nel dopoguerra, è stata demolita e ricostruita e nel sottotetto c'è ora un percorso al di sopra del piano nobile. Il cantiere, che era stato interrotto per la pandemia, è poi ripartito con alcuni ritrovamenti archeologici e dipinti sulle pareti che hanno portato a un nuovo progetto completamente modificato, riorganizzando gli spazi. Scoprendo cose nuove all'interno di un palazzo storico si valorizza ancora di più il palazzo, sicuramente l'ha visto dal punto di vista della valorizzazione e della positività delle scoperte. I tempi non sono ancora certi, anche il costo potrebbe salire oltre i 2 milioni, rientrando nel piano dei finanziamenti per la rigenerazione urbana, ma nel 2023 il palazzo sarà sicuramente restituito del tutto ai cittadini. Con queste belle immagini noi ci fermiamo, siamo alle previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata con Antenna 3. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Tempo stabile, ma si è aperta una settimana bollente con l'alta pressione africana sempre più forte sull'Italia. Caldo in intensificazione e valori termici davvero elevati. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto martedì 19 luglio tanto sole con ampi spazi di sereno, a fronte al più di qualche locale cumulo pomeridiano in montagna, ma senza piogge. Clima rovente e afoso con temperature oltre la media stagionale, minime tra 17 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 30 e i 35 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Sarà soleggiato con cielo in prevalenza sereno, sui monti al pomeriggio poco nuvoloso. Temperature minime sui 21-24 gradi, massime intorno ai 33-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà asciutto, sole pieno e cielo limpido, sgombro da nubi. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime infine sui 36 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.